Treviso, unica città italiana e prima in assoluto nella nostra nazione dalla nascita del premio a far parte della rosa delle migliori 5 città in Europa in corsa per la finale del premio della Commissione Europea Green Leaf Award, riconoscimento rivolto alle città che più investono e realizzano sulle buone pratiche ambientali. Noi, il sindaco, la maggioranza e tutta la giunta siamo veramente soddisfatti di questo risultato. Saremo premiati in Finlandia tra le prime 5, come detto, e vedremo cosa potrà succedere in quel momento. 12 i parametri valutati dalla Commissione europea, che ha valutato le performance degli enti locali, città tra i 20.000 e i 100.000 abitanti, e ha riconosciuto Treviso tra le migliori 5 che si battono per la sostenibilità urbana e l'ecosostenibilità. Politiche che vanno dalla mobilità alternativa alla tutela della qualità dell'acqua agli investimenti sui pannelli solari. Tutta la progettualità fatta per quello che riguarda l'acquedotto, i collegamenti fognari, le piantumazioni di alberi, anche tutto il piano urbanistico che abbiamo avuto di riqualificazione energetica e di spinta da parte del settore urbanistica verso questa direzione, ma in più le progettualità messe in campo come la forestazione urbana hanno sicuramente fatto la differenza. A contendersi il premio da 200.000 euro assieme a Treviso ci sono le altre 4 città, da Romania, Danimarca, Spagna, Portogallo e Paesi Bassi, ma oltre alla gratificazione si guarda al ritorno che questo riconoscimento internazionale avrà sul territorio. Comunque essere arrivati tra le prime 5, comunque infatti verremo premiati, ci consentirà di avere tantissimi punti per accedere ai bandi europei che ci daranno comunque grandi finanziamenti.